Lo sviluppo economico del territorio di Trieste passa per una sua maggiore autonomia. Lo strumento legislativo è a portata di mano. Basta trasformare la provincia e i suoi comuni insieme all'autorità portuale in un'unica area metropolitana. Un concetto portato avanti dal Comitato per l'area metropolitana della Venezia Giulia guidato da Uberto Fortuna Drossi. In questo progetto ci sta mettendo la faccia. Perché? Perché sono sicuro che è l'unica strada percorribile per Trieste, per avere dei vantaggi, delle opportunità, perché dopo tanti anni ho capito che effettivamente Trieste si deve assumere le proprie responsabilità e le proprie decisioni, e poi è importantissimo anche per raggiungere quello scopo di Trieste capitale, centro di un nuovo territorio. Il progetto nasce nel 97, prende concretezza nel 2006 con la legge regionale, ma cosa significa area metropolitana? È un condensato di comune e provincia, è qualcosa in più che la provincia non può avere e nemmeno il comune può avere, perché è previsto dalla legge regionale e dalle leggi dello Stato. Quindi è una grossissima chance per Trieste per diventare centrale di un territorio che sta prendendo una conformazione socio-economica notevole. Significa eliminare, questa è la parola giusta, un ente che a nostro modo di vedere non è molto utile, che è la provincia di Trieste. Significa riorganizzare in maniera più efficiente i 6 comuni della provincia di Trieste e significa anche portare i 6 comuni a lavorare più assieme, più uniti, in un consiglio metropolitano che abbia molta più forza di quella che è la realtà attuale della provincia e dei 6 comuni. Tra i vantaggi, la gestione in proprio del demanio dello Stato, quindi del porto e delle riserve fiscali. Questa è la mossa decisiva per gestire le nostre tasse a Trieste, per cui l'invito è a tutti coloro che amano la nostra città, vivono e lavorano e producono in questa città, di dimenticare scetticismi e di essere forti e coesi in un obiettivo di gestione delle risorse nostre a casa nostra. Per dare concretezza alla città metropolitana, fondamentale il coinvolgimento della città con l'avvio di una raccolta firme. 15.000 firme in 5 mesi, cosa non semplice, quindi è un appello che faccio a tutta la città. Ci saranno dei banchetti nei luoghi strategici di maggiore passaggio, non solo nei banchetti, anche presso qualche notaio, presso il comune, quindi dovremo fare una grande corsa per dare la possibilità a Trieste di non essere superata, ma anche di superare gli altri, di mantenere determinate posizioni. Il giorno 21 alle ore 18 all'Hotel Savoia Excelsior inizierà la raccolta delle firme e saranno i triestini a decidere del proprio futuro. La trasformazione di Trieste in area metropolitana è una grande occasione per la città. A sostenerla il Comitato Area Metropolitana della Venezia Giulia, che con una presentazione ufficiale al Savoia Excelsior ha appena avviato una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che disciplini la normativa esistente dal 2006, finora mai utilizzata in Italia. Cosa ottiene Trieste? Moltissime opportunità. Primo, un dialogo diretto con la Comunità Europea, la quale proprio in questi giorni sta ampliando la sua capacità e la volontà di interloquire con le aree metropolitane. 2, la semplificazione amministrativa con il abbattimento dei costi e la rapidità delle risposte burocratiche. 3, i costi della politica ridotti, eliminazione della provincia e nello stesso tempo anche una sorta di autonomia fiscale prevista dalla legge dello Stato, la legge dell'anno scorso, del 2009, che prevede da competenze proprio fiscali e proprie all'area metropolitana, alle città metropolitane. Uno sviluppo anche per il porto? Indubbiamente l'obiettivo comunque è quello di ragionare come se il porto fosse integrato e facesse parte dell'area metropolitana, quindi un porto considerato del Golfo di Trieste, un porto unico. Il porto è generatore di ricchezza e bisogna considerarlo per tale. Quale può essere il ruolo della gente nella conquista di questa maggiore autonomia?
Ma il ruolo della gente è quello appunto di condividere questa legge, è la prima volta che parte una legge di iniziativa popolare su questo tema, quindi se non altro fare un passaparola, perché certamente non avremmo una grande collaborazione da parte dei partiti. I consiglieri tra comunali e provinciali passerebbero da 140 a 60, con un consiglio metropolitano di 37 componenti a cui si aggiungerebbe poi il comitato dei sindaci. Comunque questa è anche politica, è un'iniziativa politica, diciamo che sia possibilmente, il termine non mi piace, bipartisan, ma comunque che veda coinvolti tutti i partiti politici. Quante firme servono e in quanto tempo vanno raccolte? 15.000 firme, è una grande sfida in 5 mesi, quindi diciamo è molto difficile, però è difficile nel senso della raccolta, ma potenzialmente Trieste può dare una forte risposta. Le raccoglieremo attraverso dei banchetti collocati in varie parti della città, quindi un appello a tutti i cittadini che ci sia un passaparola. 15.000 possono essere molte ma anche poche se passa il concetto. Ma per me dovrebbero essere 220.000 firme, perché un progetto del genere non si può dire no. Quindi bisogna cancellare, anzi distruggere lo scetticismo che c'è e ragionare in termini positivi per una Trieste del futuro.